Sono ancora lì i massi rotolati dalla collina, come un monumento a una tragedia sfiorata. A Brendola, dopo il sopralluogo dei geologi, è confermata l'ordinanza. L'abitazione che martedì era stata colpita da un paio di macigni in piena emergenza maltempo è al momento inagibile. Nella cresta del monte c'è la possibilità reale che altri massi possano staccarsi, pertanto con i geologi abbiamo valutato la possibilità di come mettere in sicurezza l'area. Si tratta quindi di creare una mura paramassi al fine di contenere i massi che possono cadere nel monte prima del 30-40 metri prima delle case. Si stanno studiando soluzioni per evitare che ricapiti quello che è accaduto martedì, quando alle 5 del mattino da un pendio improvvisamente si sono staccati alcuni macigni precipitati su via Ferruccio Marzari in località Lavo, che hanno travolto questa casa. È caduto dal monte, si è fermato qui, per fortuna non ha rimbalzato sulla finestra lì dove dorme mio figlio, che tra l'altro dorme proprio con la testa qui vicino al muro. Per fortuna è andato così stamattina alle 5. Ha sfondato però diceva la canna fumaria. E anche la canna fumaria. E questo dà l'idea della violenza e della forza, se poteva entrare in casa dal certamente. tetto. Avrebbe potuto essere una tragedia perché il masso è fortunatamente caduto sulla canna fumaria, ma avrebbe potuto anche sfondare la parete della camera da letto che si trova proprio sullo stesso versante della casa e avrebbe potuto travolgere chi stava dormendo. Un altro grande macigno ha sfondato invece il muro del bagno dell'appartamento vicino. Le immagini interne sono ancora più scioccanti perché danno le dimensioni della violenza dell'impatto e di quello che sarebbe potuto capitare se in quel momento, vicino a quel muro, ci fosse stato qualcuno. Le macerie per terra, un mobile spazzato via, i buchi sul prato dove è rimbalzato il masso. Adesso però è tempo di soluzioni perché quello che è accaduto non ricapiti più. Appena il tempo ce lo permetterà e appena troviamo una ditta che sia veloce nel fare i lavori, riusciremo a mettere in sicurezza quell'area lì e quindi far poter rientrare nelle loro case di due famiglie che sono state fatte sgomberare.